Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Primi spunti di calcio pratico al Marco Polo di Vittorio Veneto tra i rossoblù di Cristiano Graziano e il Lemana Cavarzano, la seconda formazione dell'Arco Dolomitico affidata a Massimiliano Parteli. Al termine dell'incontro il microfono al tecnico bellunese che ci presenta le aspettative dei giallo-rossoblù. Siamo agli inizi di una nuova stagione che si spera arrivi fino al termine. Intanto secondo me quello è proprio il primo obiettivo, come hai detto tu, cominciare e sperare di finirla, perché dopo 2 anni come gli ultimi sarebbe veramente brutto non riuscire a finirla, quindi speriamo che la sorte ci assista. Troviamo una nuova veste, un abbinamento Limana-Cavarzano, un Cavarzano esperto, una Limana neofita della categoria, ma entusiasta di questa nuova abbinata. Ma sicuramente sono molto contento del lavoro che ha fatto la società, perché mi ha messo a disposizione un ottimo gruppo con dei ragazzi con valori importanti sia umani che tecnici, quindi sono veramente contento di partire. Come già accade da diverse stagioni, tu al Cavarzano sei sempre partito con grande anticipo. Sì, alla fine per me è importante comunque lavorare da subito e quindi credo molto nel lavoro e soprattutto nel formare anche un gruppo, quindi i ragazzi hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di ritrovare, soprattutto dopo 2 anni che si gioca poco, di ritrovare proprio il gusto, la voglia di giocare, di sacrificarsi, di lavorare e quindi partiamo adesso che con entusiasmo andiamo avanti. Che caratteristiche dimostrerà sul campo questo Limana Cavarzano? Sicuramente la voglia di provare a imporre sempre il gioco e la voglia di sacrificarsi, di essere un gruppo dal primo all'ultimo minuto, quindi una squadra che vuole dar filo da torcere a tutti. Un bel mix tra giocatori esperti di categorie superiori ma anche giovani entusiasti e con la volontà di far bene. Sicuramente, come ho detto prima, abbiamo un gran bel gruppo, ci sono tanti ragazzi che hanno fatto anche categorie superiori, che ancora hanno voglia ed entusiasmo per affrontare una stagione calcistica. In più abbiamo anche tanti ragazzi del 2003 ad esempio che arrivano anche da altre società e qualcuno anche dal nostro settore giovanile. Siamo fiduciosi perché sono ragazzi che meritano. Tu che vivi il calcio bellunese da 12 anni, da una dozzina d'anni, come hai vissuto questa estate e soprattutto ai vertici della Serie D con questo Bellunesi Dolomiti che lascia un po' di stupore? Sì, diciamo che è una cosa che ha lasciato sorpresi un po' tutti, però sono stati sicuramente determinati e bravi dirigenti delle 3 società a fare questa squadra e auguro loro di raggiungere gli obiettivi, perché hanno degli obiettivi importanti a medio e lungo termine, quindi sono contento che siano partiti con un approccio parecchio bellunese e questa è una cosa che deve dare soddisfazione alla provincia. Però il calcio bellunese ha perso 2 riferimenti importanti. Sì, quello probabilmente quella è la nota dolente secondo me, perché parlo da fuori senza comunque sapere, però magari una squadra si poteva tenere lo stesso come serbatoio magari per i più giovani o per altri ragazzi, perché in provincia ci sono stati tanti sacrifici questi anni per portare 3 squadre in Serie D e quindi tenerne un'altra secondo me sarebbe stata una bella cosa. Anche nelle categorie inferiori questo è accaduto con Limana Longarone e varie altre società che hanno cercato di abbinare le forze. Sì, certo, anche quello purtroppo probabilmente sono più cose dettate da aspetti magari economici, gestionali, impiantistici, quindi le società in questo momento hanno preferito far così, quindi è giusto anche rispettare queste soluzioni. Sono i segnali di difficoltà post-Covid? Secondo me no, però così dicono in giro e staremo a vedere. Dagli ingaggi sembrerebbe di no. Appunto, secondo me non si è avvertito molto questa cosa, però in giro dicono di sì, però alla fine si vede che è sempre difficile prendere dei giocatori perché comunque girano ancora cifre e rimborsi che
che sembra che non sia successo niente. Torniamo alla tua squadra, la seconda realtà del Bellunese. Con quali ambizioni partite per un campionato di vertice o d'attesa per programmare poi il futuro? Beh, sicuramente di vertice per noi vorrebbe dire comunque sarebbe un gran bel obiettivo alla fine riuscire a fare i playoff, quindi la nostra voglia è quella di poter arrivare nelle prime 5, non ci nascondiamo da questo punto di vista, abbiamo tanto entusiasmo, dopo come sempre c'è del lavoro da fare dietro e quindi se saremo bravi, se ce lo meriteremo, raggiungeremo quell'obiettivo. Giocare a Limana e giocare a Cavarzano, ci saranno delle due differenze, soprattutto per l'impiantistica ma soprattutto per le dimensioni del campo? Sì, i due campi hanno dimensioni abbastanza diverse e vedremo anche che tipo di impostazione tattica daremo, però insomma ormai penso che nel calcio di oggi bisogna essere bravi ad adattarsi sia se si giochi in casa o fuori casa, in un campo più grande, più piccolo, perché poi soprattutto in promozione ti succede, quindi non sono cose insomma così rilevanti da determinare poi il risultato, secondo me. Siamo alle prime verifiche, cosa chiedi alla tua squadra? Oltre all'amalgama anche la massima concentrazione, visto che hai numerosi nuovi ma soprattutto giocatori che hanno determinato in passato le vittorie di altre formazioni. Sì, certo, intanto guarda, siamo molto entusiasti di partire perché finalmente si gioca, quindi dopo un anno almeno torniamo finalmente a fare una partita e questa è una bellissima cosa. Poi chiedo insomma oggi come sempre di metterci il cuore, di dare tutto e di vedere un minimo di organizzazione di 3 allenamenti insomma, ecco, che abbiamo fatto. In proiezione della Coppa come si svolgerà il vostro programma agostano? Allora, adesso noi ad agosto abbiamo parecchi amichevoli, quasi 2 a settimana, perché vogliamo giocare tanto per tornare un po' a prendere il ritmo partita e quindi fino al 5 lì di settembre abbiamo 5-6 amichevoli, insomma, anche impegnative contro Cartigliano, Dolomiti, Bassano, lì a Piave, quindi abbiamo degli appuntamenti importanti che ci serviranno poi per vedere a che punto siamo. Di primo acchito cosa manca ancora a questo Limana Cavarzano per completare il puzzle? Ma no, guarda, sono molto contento proprio perché la società è riuscita a fare una bellissima squadra di ragazzi che volevamo e con un gruppo di vecchi importante che si conosce, che ha entusiasmo e giovani un po' in tutti i ruoli, quindi sinceramente non ci manca niente, dopo sarà solo il campo, saranno i risultati a dire se siamo stati bravi e se ci manca eventualmente qualcosa. È quindi un Limana Cavarzano che non parte con una coperta corta? No, anzi siamo un bel numero perché siamo 25, quindi siamo anche tanti e dovrò fare delle scelte, però sicuramente il discorso sanitario e comunque l'incognita di tornare a giocare dopo un anno con qualche infortunio ci ha portato a fare un ragionamento di avere una rosa più lunga.